Massimo Foro. Io non vorrei fare un intervento, diciamo, politico, però appunto devo commentare pure il Stato, però come paese italiano, volete, sicuramente paziente che fai pensare per attaccare sul Stato e difendere l'italiano, non che tutta la gente fa pensare per attaccare sul Stato, io quando devo fare l'italiano per difendere sul Stato. E voglio dire questo, diciamo, che secondo me è inaccettabile che una persona dica che il fatto che lo Stato riconosca la lingua sarda sia un'imposizione, sia come un atto di dittatura. Non è accettabile che uno dica che il fatto che lo Stato riconosca minimamente la nostra cultura, il nostro popolo, la nostra lingua sia un'imposizione. Se lo Stato non ha mai riconosciuto minimamente ciò che è sardo, per lo Stato riconosce ciò che riconosce come un continentale che è venuto all'inizio del secolo, allora si studia la sua storia continentale, si studia la sua lingua a scuola, però lo Stato non riconosce chi abita in Sardegna da prima del 1900, chi abita in Sardegna a Sardo, non ha mai riconosciuto minimamente. E se lo Stato lo riconosce non è un'imposizione, è un diritto, anche perché queste posizioni io li chiamo ortodossi, diciamo, di uno che non vuole assolutamente il riconoscimento del sardo. Queste posizioni bisognerà tenerne conto, perché un domani, nel momento in cui oggi l'Italia, nella casa nostra, l'Italia non riconosce la nostra lingua, in questa stessa misura domani, se verrà riconosciuto il sardo, nella stessa misura in cui oggi è schiacciato il sardo, domani forse verrà schiacciato l'italiano, ma non perché qua c'è gente che vuole distruggere l'italiano, ma è chiaro, se la lingua sarda è schiacciata all'italiano per una questione di compensazione, ci si può aspettare che domani l'italiano sia schiacciato al sardo. Quindi secondo me bisogna evitare queste posizioni estreme. Non si può dire che il fatto che si metta una parola della lingua sarda sia un'imposizione, questo non si può dire.